quasi 200.000 ettari di parchi e riserve naturali su cui bisognerà investire di più per trasformarlo in una risorsa positiva da fruire per i cittadini e in una leva dello sviluppo sostenibile. Ma siamo anche una regione in difficoltà, una regione che sta pagando un prezzo alto nella crisi e che fatica a reagire. Tutti noi in questi mesi abbiamo toccato con mano quanta rabbia, sofferenza e solitudine c'è fuori da quest'Aula. 217.194 disoccupati, 52.334 in più rispetto al 2011, 120.000 in più del 2007, 11,2 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate nei primi 2 mesi del 2013. Sono numeri, ma sono soprattutto volti, sono vite. Una spirale drammatica che si chiama perdita del lavoro, crollo dei redditi, crollo dei consumi, recessione e povertà. Gli imprenditori